Ciao, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Che Dio benedica a tutti coloro che stanno guardando questo video in questo momento. Questo messaggio è rivolto a tutti coloro che parlano italiano, a tutti gli uomini, a tutte le persone che parlano italiano. E in particolar modo agli immigrati che si trovano in Brasile, nella città di São Paulo. Capisci? Ma prima vorrei presentarmi. Mi chiamo Cristiano, sono brasiliano, sto imparando a parlare questa lingua italiana e voglio condividere la parola di Dio con tutti voi. Amici miei, fate attenzione a quello che sto per dirvi ora, perché voglio dirvi una cosa molto importante. Gesù disse questo, Gesù disse così nel libro di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Gesù disse così, che Dio infatti ha tanto amato il mondo, che ha dato il figlio suo unigenito, affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Amici miei, fate attenzione a quello che sto per dirvi ora. Secondo la parola di Dio, tutte le persone, tutti gli uomini hanno il diritto di ricevere la vita eterna. Capisci? E perché Gesù ha detto questo? Gesù ha detto questo perché Gesù è stato il nostro sostituto sulla croce del Calvario. Capisci? A causa della caduta di Adamo ed Eva, tutte le persone, tutti gli uomini nascono schiavi dei propri desideri e vanità. Ecco perché le persone soffrono così tanto. Soffrono e non conoscono il motivo della loro sofferenza. Capisci? Amici miei, fate attenzione a quello che sto per dirvi ora. Ecco perché dobbiamo credere in Gesù come il nostro unico Signore e Salvatore della nostra anima. Capisci? Amici miei, riflettete su questo. Pensateci, perché dobbiamo credere in Gesù come il nostro unico Signore e Salvatore della nostra anima. Che Dio benedica, parliamo presto, ci benediamo.